Allora Benito, questa mostra a Villanova Forru, che è la tua prima mostra, che racconta di tutta la tua vita e racconta anche inizia proprio per raccontare un legame con il paese di Villanova Forru, con un tuo amico del circo. Sì, c'era la famiglia di Ottavio e Domenico Vacca. Sono le prime persone che io ho incontrato che lavoravano al circo e loro non erano neanche di famiglia circense. Se lo sono inventati perché la voglia di lavorare faceva diventare, quando l'occasione fa diventare l'uomo ragno. Loro erano i primi due. Generalmente, come me, ero uno scappato di casa e ne ho trovato anche qualche altro scappato di casa, che il primo punto di appoggio è un circo. Oppure molti andavano all'autoscontro perché giravano, perché insomma io ho trovato il circo e così ho conosciuto anche Ottavio e Domenico. E poi sono stata una bella amicizia, delle belle persone anche di una certa cultura contadina, come io provenivo dalla stessa famiglia contadina, e ci siamo trovati a fare gli artisti, dove il circo era piccolo e si sperava di trovarne poi col tempo uno più grande, un tendone più grande, dove c'è un altoparlante più grande, dove il microfono è più grande, dove il pubblico è più grande, e sai, piano piano si cerca di andare avanti. Niente, vi invito tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento a venire a vedere questa mostra, perché sono rimasto anch'io sorpreso un po' di tutto quello che hanno messo in piedi i miei amici, quelli che mi vogliono bene, quelli che mi hanno seguito e quelli che hanno ascoltato, voi che mi conoscete meglio di loro. Grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie.